Fai senza auto, sei senza blocco. Ma chi li ha viste mai? Perché noi siamo Esatto. Tutto posto centrale. il mio. Come da Targhetta. Il mio? No. Come da Targhetta. No, No, sei tu. No, io sto lì. Sei colleghi? Ah no. Ah sì. Siamo in diretta da Cinema Napoli, nella sala dello Stadio Maradona, c'è anche il presidente De Laurentiis, c'è Matteo Politano, c'è Maurizio Giovanni Lorenzo, di casa in questo caso Mario Giuffredi, che è il di questo libro, La strada del solco, la mia vita da tutte le televisioni lo stanno seguendo in questo momento. Vedete Giovanni Di Lorenzo proprio con Mario Giuffredi, ci sono tantissimi ospiti, c'è come abbiamo detto Peppe Santoro, c'è il direttore Fabio, c'è Fabio Manuzzo, c'è veramente tantissima gente che tra poco segue tutto. Il capitano che è andato a salutare il nostro presidente, tanto arriva anche il dottor Canonico che si accomoderà proprio davanti a noi, lo ringraziamo, lo salutiamo, ci prova. Ecco. Ci stanno tutte le varie telecamere, tra poco. Ecco. Non ci dà fastidio. Eccoci qua. Allora, stiamo stando, inizierà tutto, stiamo dando la diretta live, vedremo poi si parlerà anche dell'evento, sicuramente il padrone di casa in questo caso è Giovanni Lorenzo, prima Mario Giuffredi, poi vediamo anche tutto lo stampa a Baldari, ci sono tantissimi colleghi che tra poco c'è anche il Ziolino Capuano, ci sono tanti giornalisti, come diceva Matteo Politano, che saluta Peppe Santoro.
Cannone Pedrazzolo, arrivando, stimiamo tutti quanti. Allora, tra poco inizierà questa conferenza, no? Presentazione del libro di Mario Giuffredi. Abbiamo tanti personaggi del calcio che sono qui presenti a seguire questa bella manifestazione. Tra poco aspettiamo proprio che inizi la conferenza con la presentazione del libro. Troverete anche le foto con il nostro Diego Martino sulla pagina del Napoli del Club Italia. Mi piace, intanto c'è qualcosa che non va. A pochi secondi poi vi chiederò giustamente, anche se sentirete l'audio, perché tra poco avremo un audio diverso da quello normale, l'audio dei microfoni. Siamo veramente a qualche secondo dall'attesa. Tra poco vedo inizierà la conferenza, vi chiederò anche se si può vedere l'audio. Allora, intanto il nostro Diego Marino mi ha confermato che ci saranno poi tante foto sulla nostra pagina e la diretta che, ripeto, sta per iniziare la conferenza. Ci sono tutti i dirigenti del Napoli, come il Lucio Micheli, De Laurentiis, c'è Barzo, c'è Giordano, c'è Lorenzo, vedete che fa anche foto con Mario Giuffredi. C'è anche Gaetano, abbiamo detto di essere ecco, lo vedete proprio adesso salutare i vari dirigenti. Buonasera. È aperto? Buonasera. Buonasera. Ci siamo. Se prendiamo posto magari riusciamo anche a cominciare. Grazie. Intanto è arrivato anche Mario, vediamo adesso se vedo sta poco con la diretta ufficiale. Tanto tra poco andiamo con l'audio della conferenza. Ok. Possiamo? Buonasera ancora, bentrovati. Bentrovati in quella che è la casa del Napoli, dei napoletani,
e che per una sera sarà un po' casa Giuffredi, che idealmente apre le porte, come ha fatto aprendo le porte un po' della sua vita, raccontandosi in questo libro la strada di un sogno che consentirà a chi avrà il piacere di leggerlo, e ve lo consiglio perché io l'ho divorato praticamente in una sera, di conoscere ancora più, direi, l'uomo Mario Giuffredi, che è il professionista, perché è un libro in cui c'è del sentimento, c'è l'uomo, ci sono i suoi principi, valori, una storia, un percorso che è fatto anche di momenti difficili, complicati, no? Perché la vita è anche sofferenza. Mario utilizza un'espressione che mi pare di ricordare sia: la sofferenza ha reso più bella la mia vita. E c'è l'amicizia, ci sono i suoi rapporti, la sua famiglia estesa, allargata al mondo del calcio, e in tanti siete qui, perché Mario vi ha voluto tutti qui perché questo libro meritava una festa, una serata un po' speciale. E allora siete in tanti. La promessa che ci siamo fatti è di essere, non dico brevi perché secondo me non ci riusciamo, ma giusti. Proverò a sollecitare molti di voi con un ricordo, un pensiero. Comincerò però da Mario, che chiaramente insomma qualcosa di suo e di bello immagino voglia dire. Intanto io vi ringrazio tutti e ne scelgo uno a caso, il presidente De Laurentiis. Se questa è la casa del Napoli, è ancor più un piacere averlo qui con noi, come so che è piacere di Mario, a cui cedo la parola. Buonasera a tutti. Si sente? Per prima cosa ci tenevo a fare un ringraziamento di cuore a tutte le persone presenti. Un ringraziamento particolare va al presidente De Laurentiis, che ci ha concesso, dandoci l'autorizzazione di far firmare la postfazione del libro dal nostro capitano, e soprattutto di averci dato la possibilità di accedere in questa bellissima sala a presentare il mio libro. E un ringraziamento anche al Comune di Napoli, che sarà presente con l'assessore allo sport, per averci dato la possibilità di accedere allo stadio. Buon proseguimento a tutti. Buon proseguimento, però torno subito da te, Mario, perché li ha voluti qui con te, e magari a qualcuno sarà venuta la domanda che ti faccio io: ma perché un libro? Direi quasi già un libro, no? Perché qualcuno disse: nel mezzo del cammino di nostra vita, considerando la tua giovanissima età, io a questo punto mi aspetto un'edizione aggiornata, un sequel, insomma, altre edizioni. Però per il momento perché un libro? Per raccontare l'uomo, per raccontare il professionista, la tua storia? Ma è molto semplice. Io ci tenevo con questo libro a lanciare un messaggio un po' a tutti i ragazzi della mia città, quei ragazzi che magari vivono delle situazioni difficili e che pensano che i sogni non sempre sono realizzabili. Io mi ritengo un ragazzo che ha avuto una vita difficile e che comunque anche nel suo piccolo, perché io penso di non aver fatto niente di importante, perché per me le cose importanti le fanno i dottori, gli scienziati, ma avevo un mio piccolo sogno e sono riuscito a realizzarlo. Quindi il messaggio del libro è solo un messaggio per invogliare tutti i ragazzi della mia città a credere in un sogno e a percorrerlo. E so che in questo percorso hai avuto una guida, il tuo Virgilio, che è Maurizio De Giovanni. È un piacere averti qui, ancor più in questo momento, perché insomma è appena uscito un'altra tua opera, perché di quello parliamo ogni volta, che è Soledade, che è già primissima nelle classifiche, boom di vendite, ed è un orgoglio da napoletano, da uomo di comunicazione, insomma, averti qui e farti i complimenti. È un collega ormai,
certo, un collega, un fior di collega, buonasera a tutti. Io devo dire la verità, sono molto felice e orgoglioso di essere qua stasera in assoluto e di questo libro in particolare, perché un libro, vedete, è una modalità di racconto diversa da ogni altra, mentre nelle modalità di racconto per immagini, no? I film, le fiction, tu non perdi mai il senso di essere uno spettatore che guarda un attore che interpreta un ruolo. In un libro tu diventi il personaggio direttamente. È l'unico caso in cui tu puoi avere tanti piani di lettura. Questo libro offre chiaramente il suo primo piano di lettura, la curiosità nei confronti di un mestiere che è strano, oscuro, riservato e che tuttavia è importantissimo all'interno di un mondo che invece gode di un'attenzione enorme, che è quello del calcio, no? Tutti siamo appassionati di calcio, però vediamo Mario, vediamo Gianluca, vediamo Giovanni, vediamo loro. Non conosciamo quello che c'è dietro, cioè l'iceberg nei suoi famosi 2/3 nascosti non lo vediamo. E questo libro è una di quelle modalità attraverso le quali noi ci godiamo quest'altra parte e soprattutto ci godiamo, e questo è il secondo piano di lettura più importante, la storia, la trama, la storia di una persona che fa un tragitto partendo da una condizione estremamente complessa, difficile, in un luogo complesso e difficile, che è gravato da molti pregiudizi che lui paga per tutto il tragitto che fa. Non è che lo paga all'inizio, ma poi li supera e non se li dimentica. Lui continua a pagarli e il rispetto, l'attenzione di chi lo ha scritto è encomiabile, secondo me, perché tiene conto proprio della sua storia. E in questo, devo dire, è un libro molto interessante da leggere, molto. E in questo percorso il motore è l'energia, no? Poi è il sogno che è la passione, che è il calcio, che ha segnato e sta segnando, no? Forse mai più verbo sembra appropriato, la vita di Mario, che parte, insomma, ragazzino, tenerissimo, lì a San Giorgio, e poi prende la sua appunto di strada con tante storie che ripercorreremo, prometto, in maniera veloce, però poi con un filo conduttore, no? Che già dalla copertina cromaticamente, insomma, le sembianze molto chiare, che è l'azzurro e il Napoli, perché poi questo percorso ti porta, Mario, no? Magari anche a incontrare il presidente De Laurentiis. Presidente, noi facciamo un po' di conti ieri. Mario mi diceva, diciamo che assisto una decina di calciatori del Napoli, sono una decina di anni che più o meno ho rapporti col presidente, 10 per 10, mi è venuta quasi la battuta, ho detto 100 litigate? Lui ha detto più o meno. Io le chiedo, presidente, se magari c'è anche un microfono, se ci racconta lei il suo Mario Giuffredi, che insomma dalla sua prospettiva ha conosciuto, immagino ha apprezzato. Ma vedi, Mario fa un lavoro complicatissimo e tutti coloro che fanno un lavoro complicatissimo sono degli irrazionali. E quindi con gli irrazionali non si può che irrazionalmente discutere, quasi venire a un confronto pesante. Però dal confronto pesante nasce poi quella strada che si traduce in un sogno. Tu forse non ricorderai perché sei molto giovane, ma nel 1955 Federico Fellini diventò il più grande regista del mondo, conquistando un Oscar a Hollywood contro tanti concorrenti stranieri come miglior film straniero, proprio con un film che si chiamava La strada. Allora qui c'è un binomio: ogni persona che ha un sogno
non può che essere una persona da strada. Cioè tutti quanti noi siamo delle persone che fanno la strada, siamo quasi delle mignotte che battono il marciapiede, perché soltanto con questa grande, adesso non vorrei aver fatto una sottolineatura infelice che viene mal interpretata, ma voglio dire, noi battendo il marciapiede riusciamo a percepire tutte quelle particolarità, peculiarità che nella vita del quotidiano poi costruiscono e costituiscono il sogno. Cioè noi in qualche modo interpretiamo anche i sogni degli altri, oltre che i nostri. Quindi lui in qualche modo, attraverso tutti coloro che rappresenta, interpreta i sogni di tutti quelli che amerebbero vedere, magari non rubare una partita come quella di ieri sera dove mancava un rigore, e quindi magari vincerla. Ma no, avete giocato molto bene, devo dire che io l'ho vista, siete stati, come poche volte ho visto una nazionale italiana, soprattutto negli ultimi tempi. Però voglio dire, gli altri erano tosti, bravi, anche motivati probabilmente da una guerra che li incalza, quindi avevano da rappresentare anche loro un sogno di libertà. Perché in fondo poi di fatti il sogno ti porta a che cosa? A una libertà che nessuno di noi riesce ad avere compiutamente, completamente, perché abbiamo delle mogli, perché abbiamo delle amanti, perché abbiamo delle fidanzate, perché abbiamo dei figli, perché abbiamo dei nonni. Ognuno di noi porta dentro di sé un bagaglio che ti frena, ma che ti aiuta anche a raggiungere forse il sogno. E che cos'è c'è di più bello in quel forse? Perché se fosse così frutto facile, il sogno non rimarrebbe tale. Grazie Presidente. Mario, do un po' di numeri. In questo tuo bagaglio per il momento, se mettiamo qualche dato dentro, vado così un po' a memoria. 15° nel mondo con la tua agenzia per numero di calciatori che giocano in Champions. Secondo tra gli agenti con calciatori che giocano in Serie A, 5 azzurri nella prima convocazione di Luciano Spalletti, e direi, a proposito di sogno, 4 campioni d'Italia, che penso per te sia, ecco, un vanto, un orgoglio, è quel qualcosa che ti fa svegliare la mattina e dire: il sogno lo sto realizzando. Ma sicuramente qualcosa di sensazionale, che io quando ho iniziato a fare questo lavoro mai pensavo di mettere insieme questi numeri che tu hai citato adesso. Ho sempre vissuto ogni giornata della mia vita professionale pensando di dare il massimo. Naturalmente quando uno parte in qualsiasi attività deve avere un obiettivo. Io il mio obiettivo ce l'avevo, ed era quello di arrivare ad essere un ottimo professionista. Poi non sono mai stato uno che ha detto voglio arrivare ad essere il più bravo di tutti, oppure mi sono prefissato delle cose ben precise. La cosa che io mi ero prefissato è di essere un ottimo professionista, ma soprattutto di essere una persona rispettata per l'essere umano che sono. Poi, come in ogni cosa del destino, io questi numeri li ho raggiunti sempre grazie all'azzurro, perché se 9 anni fa non mi arriva la mia prima telefonata del presidente De Laurentiis, magari la mia attività di agente a certi livelli non parte mai. Quindi l'azzurro è stato un colore, un segno che è stato importante nella mia vita, perché è partito tutto da quella telefonata e poi piano piano siamo arrivati ad ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. E quella telefonata era per Mirko Valdifiori, ma poi da Mirko ci andiamo e ci facciamo raccontare un po' di cose. Però, sai, hai detto partenza.
e idealmente da ieri è partito il viaggio per Berlino e lì abbiamo Giovanni, abbiamo Matteo che insomma ieri ci hanno regalato una serata meravigliosa di grande gioia e per la quale li ringraziamo. E poi partenza perché c'era un treno che è partito da una stazione, penso Santa Maria Novella fosse a Firenze, che aveva una destinazione quasi ignota, perché su quel treno stava salendo Giovanni Di Lorenzo e leggendo il libro mi sa che Giovanni non sapesse dove che stava andando. Però magari prima di farci raccontare da lui questo viaggio, che è il viaggio della speranza, c'è con noi Dario Massara da qualche parte, voce di Sky, collega, amico, e io ne approfitterei, Dario, della tua voce, magari per leggere proprio una decina di righe di questo viaggio che qualche anno fa Mario Giuffredi e Di Lorenzo hanno cominciato. Quindi partiamo dal presupposto che Giovanni non sapesse la destinazione. Torniamo al momento in cui non comunico a Giovanni la destinazione del viaggio per andare a stilare il suo nuovo contratto. Lui sospettava che la squadra fosse la SPAL. Questo perché ricordava che qualche mese prima aveva incontrato, assolutamente per caso, l'allora direttore sportivo dei Ferraresi, Davide Vagnati, alla stazione di Firenze. E in quel caso lui mi aveva esplicitamente detto che avrebbe voluto prendere Di Lorenzo. Ci vediamo tra 2 giorni a Santa Maria Novella, dico a Giovanni. Ma dove andiamo? Mi chiede. Te lo dico in stazione prima di salire sul treno. Giorno della partenza, sul binario, giustamente impaziente e curioso, vede che la destinazione indicata sul tabellone elettronico indica Salerno. Non capiva. Allora gli ho sganciato la bomba. Stiamo andando a Napoli. Come ha reagito? Inizialmente con totale incredulità e anche con un po' di diffidenza. Temeva lo stessi prendendo in giro. Invece era tutto vero. Ma Giovanni stentava ancora a crederci. Tutto vero, e l'azzurro Giovanni. L'azzurro Giovanni ti ha cambiato la vita, ti ha colorato la vita. Tua figlia, tra l'altro, si chiama così. Lì c'è una foto, l'ho vista, di te con la medaglia dello scudetto al collo. Hai fatto Mario felice e non solo. Però quello che mi ha incuriosito, no? Perché più che la storia in sé, io mi sono chiesto, ma Giovanni in quel momento che pensava? Dice, ma questo è matto, mi mette su un treno. Avrei detto a tua moglie, dice, guarda, c'è un appuntamento con Mario, andiamo a firmare. Lei ti avrebbe detto giustamente, ma dove? Perché poi le mogli sono così, no? Vogliono sapere. Giustamente. E tu che le hai detto? Insomma. Ma intanto buonasera a tutti. Per prima cosa ci tenevo a ringraziare Mario perché insomma quando mi ha proposto di fare la chiusura del libro per me è stata una bellissima cosa, perché penso che abbiamo dei percorsi un po' simili, abbiamo fatto tanti passaggi, abbiamo fatto la gavetta tutti e due per poi arrivare a questi livelli, quindi non sono uno scrittore, poi con l'aiuto anche di Dario siamo riusciti a scriverla e penso che in questi anni, al di là dell'aspetto poi calcistico e lavorativo, si è venuto a creare un rapporto umano veramente importante fin da subito, e questa per me è la cosa più importante, al di là poi di tutti gli aspetti sportivi, diciamo. E per quanto riguarda il discorso del Napoli, Mario mi ha sempre tenuto nascosto la trattativa, e mi ricordo dopo una partita con l'Empoli mi disse che era vicino a chiudere la trattativa con una grande squadra, ma non mi rivelò il nome. Per me è stato tutta una sorpresa, ma forse è stato bello così, perché non mi aspettavo una chiamata da una squadra importante come il Napoli, e insomma ripensare a 5 anni fa ormai, ed essere arrivato ad essere il capitano di questa squadra, a vincere uno scudetto così importante dopo tantissimi anni, è una cosa che mi rende orgoglioso, ma sono contento di aver reso orgoglioso anche lui di questo percorso che abbiamo fatto insieme. Presidente, io non ho la sua visione, però secondo me, anche qui pensavo tra me e me, secondo me nel rapporto qualità, resa, prezzo
siamo nella top 5 dei 200 e più calciatori della sua ventennale gestione, perché Giovanni è veramente già un pezzo di storia di questo Napoli, che magari Mario ha portato anche bluffando un po', no? Leggevo di quel messaggino, prendete gli stranieri. C'era Trippier, mi pare che potesse essere quella un'opzione, ma io Giovanni lo porto altrove, e invece poi, no, da lì magari un'accelerata alla trattativa. Mario, perché poi è anche un po' un gioco delle parti, un po' di napoletanità ci vuole. Ma è un po' anche un modo di fare cinema del nostro lavoro, che poi è tutto realtà, perché c'era Empoli-Torino. Mi ricordo che io durante la partita mi messaggiavo con Giuntoli, a cui avevo proposto 2 calciatori nei mesi precedenti, che erano Di Lorenzo e Veretù. E lui mi diceva sempre che voleva Veretù e mai Di Lorenzo. Poi io, durante Empoli-Torino, mi parte un messaggio dove gli dico: Di Lorenzo sta andando in un club inglese, e tanto continuate a prendere gli stranieri, perché sentivo che il Napoli era interessato a Trippier. E da lì in mezz'ora mi sono ritrovato che abbiamo chiuso la trattativa, che a fine partita sono sceso sotto gli spogliatoi a parlare col presidente Corsi, perché poi dovevo convincere il presidente ad accettare determinate condizioni, e anche lì siamo stati abbastanza veloci. E poi il giorno dopo, dopo 2 giorni, siamo scesi a Napoli. Ma poi prima di scendere a Napoli mi ha chiamato il presidente De Laurentiis, dove mi chiedeva notizie su Giovanni, e abbiamo fatto un'altra chiacchierata col presidente telefonicamente, e poi ci siamo ritrovati catapultati in questa bellissima favola. Storia curiosa, altro dato, perché Mario un po' di giocatori li ha, un po', insomma, facendo i conti un po' li ha, ma ho contato una dozzina di terzini. Mancano 13-14. Manca Maldini, Cafu e Roberto Carlos. Diciamo che io ho fatto una scelta, che di solito i procuratori che assistono i terzini sono quelli che guadagnano di meno, perché Presidente, quelli che guadagnano di più sono gli attaccanti, i centrocampisti rispetto ai terzini. Quindi io ho deciso di non diventare ricco, ma di mantenermi una vita tranquilla gestendo i terzini. E uno l'ha aggiunta adesso con Cimino del Cosenza 2004, che è un giocatore di grandissima prospettiva, però bleffa anche adesso, perché poi è un grande centravanti, diciamo, che sarà il futuro del nostro calcio, che non dice la verità. Ecco, la verità, se il presidente, c'è il microfono per la verità del presidente. Ecco qui, sì, lo porto io. Ma è presidente, la verità. No, lui, come nell'antica Roma, quella famosa donna Cornelia diceva: questi sono i miei gioielli. Per poter dire questi sono i miei gioielli, lui può rinunciare anche ai suoi compensi. Mentre gli altri procuratori sfruttano per il tempo che gli è concesso il giocatore per poter ramazzare, fatturare il più possibile per loro, lui da questo punto di vista ha un'onestà intellettuale che gli permette di dire: se però il giocatore non fa quello che dico io perché si comporta male, lo ammazzo. Mario, ed è questa la forza forse tua. Qui ce ne sono tanti di calciatori che sono la tua famiglia allargata, però è la forza del rapporto vero. C'è un rapporto, una sintonia con loro, che va al di là del rapporto classico tra agente e calciatore. Guarda, innanzitutto il Presidente penso che mi abbia fatto il più bel complimento che io abbia ricevuto nella mia vita professionale, perché non tutti i presidenti ti riconoscono anche se tu lavori per un giocatore e sei anche disponibile a non guadagnare. Per tanti presidenti può essere anche normalità. Il fatto che il presidente De Laurentiis sottolinei questo aspetto è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, perché vuol dire che ha capito soprattutto la persona che sono
e soprattutto che faccio questo lavoro con amore. Poi i giocatori è un po' come ha detto il Presidente, nel senso che il mio modus operandi, io non dico niente ai miei giocatori di quello che faccio. Cioè non c'è un giocatore a cui io dico una trattativa che sto facendo, uno stipendio che sto concordando. Io per i miei giocatori mi sono messo davanti a tutto sempre per tutelarli. Ho messo tutto quello che è la mia vita anche privata da parte, ho trascurato la mia famiglia per dare il massimo ai giocatori. E l'unica cosa che veramente di cui ne vado orgoglioso è che nessun giocatore, qui c'è anche qualche mio ex giocatore, può dire che io non ho fatto mai i suoi interessi. Siccome io penso che di persone oneste non ce ne siano tante, perché poi quando c'è il dio denaro è lì che pesi gli uomini, io penso sempre di essere stato onesto con i miei giocatori e quindi mi devono seguire in quelli che sono le mie idee, i miei ragionamenti, e anche se qualche volta ho qualche confronto un po' più duro con loro, è sempre nell'interesse loro, perché devono poi percorrere la strada che gli dico io, ma perché è la strada giusta per loro, non perché devono fare quello che dico io. Perché io ho sempre, anche nelle scelte che magari per qualche giocatore può pensare sono scelte strane, ho sempre fatto fare al giocatore la strada migliore per lui e mai quella migliore per me. A costo anche di qualche sudata, perché Mario Gioffredi adesso insomma un po' abbiamo imparato a conoscerlo ancora più, poi leggendo questo libro, ripeto, sarà l'occasione per chi vorrà insomma di apprezzare ancora più l'uomo con tanti aneddoti, perché insomma il Mario portiere è un po' da immaginare, così come il Mario DJ, che in un momento, non dico di perdizione, però sono quei momenti della vita in cui se sei adolescente e rischi, poi in un ambiente come il nostro ci sta che magari ci si distragga lungo il percorso, e poi la musica, e quindi c'è anche un Mario DJ da andare a conoscere. Però tutto è cominciato qualche anno fa, da qualche parte dovrebbe esserci il direttore Fabiani, che eccolo là, direttore, ben trovato, buonasera, grazie innanzitutto perché insomma settimana anche particolare per lei. Buonasera direttore, settimana particolare per lei, c'è Salernitana Lazio, quindi lo so, però insomma emotivamente un'altra bella storia di calcio, con lei che torna a Salerno, lì dove ha portato i Granata in Serie A con la vecchia proprietà. Lei ha il merito o la colpa di aver fatto la prima operazione con Mario Gioffredi, era Carmine Coppola a Messina, giusto Mario? Dalla Salernitana. Ecco che sta lì, eccolo lì, buonasera. No, ma il primo fu Scarpa. C'è una contestazione. Sì, il contesto, il primo fu Scarpa dalla Paganese alla Sanità. Ecco. Ho apprezzato molto le parole del presidente De Laurentiis, perché effettivamente, guardate, hanno inquadrato e fatto l'esatta fotografia di Mario. Mario è genio e sregolatezza, Mario è scaltro, furbo, lungimirante, ti ama, ti odia, ti scarica e poi ti ricarica. Sono 25 anni che io lo conosco, con lui ho preso molti giocatori che poi erano semi sconosciuti e sono diventati dei grandi calciatori, ho portato anche fortuna. Ma mi ricordo 2 episodi su tutti e li voglio raccontare per far capire chi è Mario. Una volta lo aspettavo alle 16 del pomeriggio proprio a Salerno, perché dovevamo fare avevamo chiuso già, dovevamo firmare i contratti di un difensore. Erano le 18 e non arriva, dico Mario, ma diceva scusami, dice, ma sono qui a un'altra piazza qui vicino, dice, perché il calciatore poi ha preferito firmare qui, si è messa di mezzo la moglie, dice, non c'è stato niente da fare. Morale da favore, io ancora sto lì con i contratti ad aspettare Mario con il calciatore, ma non gliene volli ovviamente, perché poi questo non l'hai passato, diretto, se lo ricorda ancora? No, ma per far capire. Però poi in un'altra circostanza dove facemmo insieme a lui un'operazione importante
qualche milione di euro con un giocatore, non faccio il nome per riservatezza ovviamente. Dopo un anno gli dissi: Mario, di questo giocatore non va, questo dico, ma non corre neanche sopra da calcio, non va, dico, ma io qui ho qualcosa di importante. Lui dice: non ti preoccupare, settimana prossima vengo e facciamo la risoluzione del contratto, e fece rinunciare a questo suo assistito a un qualcosa come, all'epoca erano 4 milioni di euro, perché poi 2 milioni netti erano 4 milioni. Mario gli devi stare alla larga quando gli si attappa la carotide, devi capire quando ce l'ha tappata, lo devi lasciare perdere una settimana, 10 giorni, poi lo richiami, e più che un procuratore è un amico. Sono contento del successo che ho avuto. Oggi purtroppo per me è diventata una bottega cara. All'epoca gli prendevo Coppolino, gli prendevo la scarpa, era un po' più artigianale. Oggi e sono contento per lui, ha una scuderia veramente importante, ma se l'è guadagnato con il sudore, se l'è guadagnato con anche tante cattiverie che si riservano a chi si fa da solo, a chi come lui, come me, veniamo dalla strada dove nessuno ci ha regalato veramente nulla. Quindi sono contento che mi ha invitato, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il suo proseguio, e per lui i calciatori sono veramente la seconda famiglia. Grazie. La trattativa che dice il direttore me la ricordo benissimo, non faccio il nome per correttezza. L'allora presidente Lotito insieme al direttore Fabiani fecero un investimento su un giocatore anche mettendo tantissimi soldi, un contratto milionario. Dopo un anno il suo giocatore non ha rispecchiato quello che erano le previsioni, quindi diciamo si sono ritrovati un contratto altissimo in una situazione tecnica impensabile, e lo rassicurai dicendo: non ti preoccupare di quel contratto, non ti faccio pagare in euro, ma non è che io ho fatti perdere il mio giocatore, ho dovuto trovare un altro che credeva nel giocatore e che potesse dare i soldi al giocatore che percepiva dal club attuale. Però io la cosa qui ho sempre, per me è stata prioritaria nell'impostazione mia di lavoro, la credibilità. Lo so. È la credibilità. Io gli avevo dato una parola che in quel momento era un problema, e il problema gliel'ho risolto, come faccio sempre in tutte le mie cose lavorative. E invece la soluzione, altro che problema, a un certo punto, Presidente, del suo Napoli, perché poi comincia quel ciclo meraviglioso che, a dire la verità, insomma, arriva anche da più lontano, no? Perché con Walter Mazzarri, a cui diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro, e poi Rafa Benitez, e arriva Maurizio Sarri, e in mezzo al campo lì Sarri aveva bisogno di uno come Mirko Valdifiori, che arriva a Napoli, e con lui probabilmente, Mario, comincia un altro momento, entri anche tu professionalmente in una dimensione differente, perché si apre il canale con il Napoli, di fatto da quel momento, insomma, no? Le tante operazioni a cui prima facevamo riferimento, lì c'è Mirko, e Mirko, prima il direttore Fabiano ha utilizzato un sacco di aggettivi, non so se te ne ricordi qualcuno. A me ricordo soprattutto un passaggio, Mario, o lo ami mi sa che voi, guardandovi un po' tutti, lo amiate abbastanza, giusto? Buonasera a tutti, è un piacere essere qua, grazie dell'invito. Sì, noi lo amiamo, è già stato detto tutto, soprattutto oltre al profilo lavorativo, quello che si instaura con Mario negli anni è un profilo umano che poi, quando sei un po' vecchiotto come me che stai smettendo, però rimane negli anni, basta sentirsi poco per riprovare quelle stesse emozioni, quelle sensazioni che mi ha trasmesso, perché io l'ho conosciuto in un momento buio della mia carriera, mi ha dato la forza, quel viaggio che fece, non so se Mario si ricorda ancora, per venire da me a Empoli prima di partire in vacanza con la famiglia, per
per farmi capire che lui voleva fare un percorso con me, e quindi quella dimostrazione lì d'affetto mi ha fatto tornare vivo, mi ha permesso negli anni poi di raggiungere quello che ho fatto in un club così bello e focoso come Napoli, di arrivare in nazionale, quindi aver fatto anche solo qualche metro del tuo sogno insieme a te, per me è stato un onore e ti ringrazio ancora tutt'oggi. E allora, poi si apre il canale Napoli, insomma, poi magari un saluto lo facciamo anche agli altri. Però poi Mario, tante operazioni sono belle pure per noi da raccontare, da vivere, inseguendo, cercando di capire. A dire non sei di quelli che bleffa tanto, perché poi sai, quando uno è vero come te, le cose un po' te le leggiamo sul volto. Però per esempio lì c'è Gianluca Di Marzio. Gianluca, buonasera, ben trovato. Ecco, non c'è nessuno che racconti. Io sono un po' di parte il mercato come Gianluca, con la squadra mercato di Scali, Marchetti, Massari, insomma. Gianluca, che agente è? È leggibile nelle sue operazioni? È prevedibile? C'è qualche storia, qualche aneddoto? È molto leale. Risponde a quella che è la prima domanda che noi facciamo ai nostri interlocutori, quello di non mandarci mai fuori strada, soprattutto se siamo magari noi a scoprire la trattativa. Quindi lui non manda fuori strada i giornalisti, magari manda fuori strada i suoi giocatori, perché anche con Biraghi hai fatto credo la stessa cosa. Biraghi pensava di aver firmato col Sassuolo, anzi a Biraghi ha messo proprio il contratto davanti, lui ha firmato, è andato a casa pensando di essere un giocatore del Sassuolo, e poi ha visto su Sky la notizia che era ufficiale il suo passaggio alla Fiorentina e pensava di essere su Scherzi a parte. Quindi lui al suo giocatore non ha detto che sarebbe andato alla Fiorentina, mentre a noi, devo dire, nei nostri confronti si comporta in maniera molto rispettosa. Non ha WhatsApp, è l'unico procuratore credo che non abbia WhatsApp, o forse sì, ce l'è da poco, da pochissimo, quindi si è adeguato alla modernità di WhatsApp. Però ecco, per diversi anni dovevi mandargli degli SMS, quindi magari nelle zone in cui non prendeva internet poteva essere più difficile. Dico bene, meglio la notte che la mattina presto. Sì, perché la mattina non è come il presidente che si sveglia presto, diciamo che gli orari di Mario sono decisamente diversi. Presidente, non è di quelli che va svegliato la mattina, cioè magari al crepuscolo è più facile affrontare certi argomenti. C'è Gianluca, c'è Luca Marchetti. Luca, tu sei C'è poco altro da aggiungere rispetto a quello che ha detto Gianluca, perché credo che a questo punto Mario abbia detto più cose a noi che ai suoi assistiti in generale o perlomeno ha detto meno bugie a noi piuttosto che a loro. Mario, come ha detto Gianluca, è una persona che intanto quando la chiami è sempre disponibile, questo per noi è un grandissimo vantaggio. E se ti chiama lui, perché magari ecco una cosa che fa Mario spesso, ci chiama per sapere quello che fanno gli altri. Oh, ma oggi che è successo? Chi ha comprato chi? Ma veramente quello è andato da quella parte oppure no? E se tu non lo richiami, dopo un po' ti richiama lui. Perché non mi ha richiamato? Che è successo? Quindi questo è Mario. Mario è uno che ti dà tutto e nel contempo giustamente vuole tutto. Credo che ci sia un rapporto in generale molto franco. La cosa che, come ha detto Gianluca, ci interessa di più è quella di essere rispettati anche nel nostro lavoro, perché nel calciomercato spesso la bugia è dietro l'angolo e noi dobbiamo fare i conti anche con le strategie anche delle società. Spesso le bugie, qui ci sono molti direttori sportivi, si dicono anche per arrivare all'obiettivo, per cui sappiamo di essere parte di un ingranaggio che in qualche modo può determinare l'esito più o meno favorevole di un'operazione. A questo punto io chiederei a Mario quante altre bugie hai detto ai tuoi giocatori e magari ci fai il prossimo libro. Guarda, i miei giocatori sono stati sempre gli ultimi a sapere le cose, perché tanto io con loro mi parlo spesso, quindi sappiamo i nostri obiettivi, ma non perché io gli manchi di rispetto che non gli dica le cose, perché ci diamo degli obiettivi economici e tecnici, quindi io so in che perimetro mi posso muovere e do carta bianca nel muovermi in quel perimetro. Poi ci sono anche a volte che esci fuori dal perimetro o devi farlo accettare alla società o al giocatore, però ai giocatori dico quasi sempre poco e quel poco che io dico le bugie.
Quindi, infatti ho sempre le mogli che ce l'hanno con me continuamente. Ma scrittori non ne prendi, no? Se dovesse capitare, meglio prendere qualche scrittore. Magari per rinnovare qualche accordo di scadenza. Sì, perché gli editori sono brutta gente, quindi sarebbe interessante vedere. Ma a proposito, mai editore, e non perché sia brutta persona, per carità di Dio, anzi, però è giusto citare il presidente Cairo, presidente ed editore del libro La strada di un sogno. Ecco, lui è editore, presidente, li caschi bene, come caschi dalle due parti, Mario, perché oggi sei anche evidentemente scrittore. Uno pensa alla gente in generale, agli intermediari, no? E noi pensiamo soprattutto al mercato, però poi c'è una gestione della quotidianità, c'è il rapporto col calciatore, perché poi un anno è lungo, Presidente, ne accadono di tante, ecco, lei un po' sospira, un po' mi guarda con quel sorriso che emerge dalla barba, e lì per i direttori, per i dirigenti, no? E qui ce ne sono altri, è importante avere un interlocutore serio, cioè uno che tra l'altro è garanzia, tra virgolette, per i suoi calciatori, è garanzia perché conosce i ragazzi, perché ha con loro un rapporto vero. Se c'è un problema, ripeto, un anno ne accadono di tanti, perché parliamo di ragazzi, ciascuno con la propria vita, le proprie famiglie, no? Le tante cose che ci circondano. È importante, per esempio, il direttore Meluso, che ringraziamo, ben trovato e buonasera anche a te, direttore, è importante avere delle figure con cui rapportarsi, sapendo di poter gestire i momenti di una stagione lunga. Sì, buonasera a tutti, grazie Mario per l'invito. Beh sì, sicuramente avere un interlocutore diretto, leale è fondamentale, a parte, come diceva Angelo Fabiani prima, quando gli si chiude la vena, perché quando gli si chiude la vena Mario proprio diventa, come diceva Angelo, meglio chiamarlo dopo una settimana, anche se magari c'è un problema che incombe e che deve risolvere. È stata proprio ultimamente abbiamo avuto, forse per la prima volta, un disguido che è stato brillantemente poi risolto per l'intelligenza che insomma ci contraddistingue, anche il buon senso. E, sicuramente avere una persona che è leale, è diretta. Io ho avuto modo di lavorare con Mario anche in altre vicende, in altre società. Insomma, è un vantaggio, perché molto spesso, proprio per le esigenze di cui parlavano i tuoi colleghi prima, proprio di Sky, che si dicono bugie, si cerca di mandare fuori strada, molto spesso ci sono poi anche dei fraintendimenti, che poi con Mario invece non ci sono mai, perché è diretto e si riesce a trovare una soluzione. Questa è una dote che gli riconosco e che lo ha contraddistinto in questi anni. Grazie direttore. Mario, dicevamo prima del canale Napoli, adesso sono 4? Sono 4. Mario Rui che... C'è Vergara. Vabbè, sono di più, perché sono altri in prestito tipo Fodoruscio, c'è Vergara, sono altri, Marchisano che è un altro viene dalla Piana del Napoli, in tutti ne saranno 8, 7. E qui c'è una cosa cioè, il lavoro di Mario è il vero lavoro della gente, perché la gente rappresenta in tutto e per tutto il calciatore. Allora, in delle società dove il 50% o il 60% o il 70% sono giocatori stranieri, il procuratore tu lo vedi forse alla firma del contratto, e soprattutto quando l'amministrazione ogni tanto ti mette sotto il mandato di pagamento di quello che gli devi dare. Ma in realtà tu lo vedi pochissime volte.
Cioè, questa è un'altra stortura del sistema, no? Perché sembra quasi una tassa che uno deve pagare. Allora, io mi ricordo quando ho iniziato a fare cinema, ho convinto gente della statura di Alberto Sordi o registi come Mario Monicelli o il famoso scrittore e regista Pasquale Festa Campanile, che lui ben ricorderà, che era presidente anche della Fiera Letteraria. Ho detto, ma voi siete matti? Ma voi dovete regalare il 10% agli agenti? E come i contratti li facciamo noi? Voi prendete un avvocato, gli pagate la parcella, all'epoca erano milioni, non erano euro, erano lire, e dico, ma il 10% dei vostri compensi dati a chi? A chi va a prendere i vostri figli a scuola la mattina? Non capisco. Sono loro che vi portano l'idea del film che dovreste realizzare? A me non sembra. Così non accade. E difatti io in vita mia ero odiato dagli agenti perché non ho mai pagato una percentuale agli agenti. Adesso mio figlio le paga perché evidentemente, avendo anche il Bari, non gli va di stare a perdere tempo, no? Ma io ogni tanto, quando vedo i contratti e devo fare dei pagamenti relativi al cinema, alle serie televisive, mi girano abbastanza le palle, perché dico, ma ti pare che io devo pagare questo il 10% che lo dovrebbe pagare l'attore, tra l'altro, perché quello rappresenta l'attore. E anche la gente, tu per legge, poi ci siamo inventati che una parte facciamo pagare dal loro stipendio, ma in realtà lo dovrebbe pagare il calciatore, perché quello svolge una funzione a favore del calciatore. Poi Mario è un capitolo a sé, perché è uno che si frappone positivamente, collaborativamente tra il club e il calciatore stesso, no? Però anche come ordinamento giuridico di giustizia sportiva o di tutto quello che gira a livello federativo, c'è un mare di cazzate che appartengono alla preistoria del nostro mondo, dove vogliamo essere industria e non lo siamo, perché ci sono coloro i quali, vestendo gli abiti ufficiali di una poltrona che non mollerebbero mai, non vogliono cambiare nulla, perché meno si cambia, meno si rischia. Grazie, Press. Allora, sì, ci arriviamo evidentemente, perché questo percorso, Presidente, poi ogni volta che interviene mi fa 1000 assist, un numero 10, Presidente, 3/4. Si è immaginato mai lei, calciatore? Si è mai immaginato in un'eventuale zona del campo, no? No, mai. Perché poi tra le tante sai che mai era fatto anche il responsabile del settore giovanile a Frosinone. Qui c'è il direttore Angelozzi, che ringraziamo, gli diamo il benvenuto. Frosinone in questo momento è una delle più belle espressioni del nostro calcio. Esprime un'energia, una qualità, una freschezza, no? di idee, a un allenatore che è tornato in auge e se lo merita. Direttore Angelozzi, Mario a Frosinone ha fatto il responsabile del settore giovanile. Quindi, però leggendo il libro, Mario dice, ma io un domani magari mi potrei anche, non so, vedere il direttore sportivo. Ma direttore, per come l'ha conosciuto, c'è il profilo del direttore sportivo? Buonasera. C'è il profilo del direttore, cioè glielo consiglio o dire chi te lo fa fare? Mario può fare tutto. Come diceva prima il Presidente, viene dalla strada come noi, la maggior parte che facciamo questo lavoro, e lui può fare tutto. Io l'ho conosciuto Mario tramite un mio carissimo amico che non c'è più, che si chiama Enrico Graziani, che era il direttore sportivo del Frosinone, e un giorno mi chiama e mi dice, guarda, sta venendo a trovarti
non so se lui se lo ricorda, un mio amico... Un giocatore da Pompiglio. Bravissimo, un mio amico che ti vuole parlare. Io stavo a Lecce, si presenta questo signore Mario, viene nella mia stanza, mi fa: io ho iniziato a fare voglio fare il procuratore, e voleva prendere questo ragazzo in procura. Io gli ho detto: lascialo perdere, perché questo è un pazzo scatenato, forte giocatore, però un pazzo. Lui invece se l'è preso, mi ha creato dei problemi a Lecce, poi lui me l'ha liberato, l'ho regalato, perché mi sa che è finito pure in galera sto ragazzo. Lo so. Giocava in nazionale, era un pazzo scatenato, mi dispiace per lui. E poi di lì abbiamo iniziato questa amicizia lavorativa. E quando io per la prima volta sono tornato a lavorare a Frosinone, devo dire che Mario è stato con me di un carino fuori dal normale. Ha lasciato i soldi della procura, e me l'ha lasciati. Sinceramente è una cifra importante. Non sono tanti quelli che li lasciano. No, io questa cosa, questo gesto me lo ricorderò sempre, perché lo fanno in pochi e lui l'ha fatto. E un'altra situazione che si è creata, perché io con lui non ci ho mai avuto a che fare sui giocatori. I soldi che ha lasciato, soldi che sì, scusi, io non sono così. E il secondo anno mi ha detto che mi portava 2 giocatori, e io gli ho detto: ma sei sicuro? Te li porto, sta tranquillo, sono tuoi giocatori, già lo puoi comunicare all'allenatore. Insomma, questi giocatori non sono arrivati mai. però ho saputo, perché noi avevamo fatto un accordo economico, di tutto avevamo fatto, che lui dopo che i ragazzi hanno rifiutato il Frosinone, lui ha lasciato i giocatori, per cui è stato un uomo di parola. Mario, sei un grande, sono orgoglioso di conoscerti, che ci siamo conosciuti, e ti faccio i migliori auguri, il miglior percorso che hai fatto e che continuerai a fare. Grazie dell'invito. Ringrazio il direttore Angelozzi. Io è una persona a cui voglio molto bene, perché oltre che una persona come me che si è fatta venendo dal niente, ma come me è schietto, è chiaro e sincero, oltre che un grandissimo professionista, ma è una persona a cui non pensate chissà quanti giocatori abbia fatto con il direttore Angelozzi. Io penso che è il direttore che ho fatto meno giocatori, quindi non ci sono interessi economici, ma è una delle persone che ho più rispetto nel calcio, ed è una di quelle persone a cui voglio bene tantissimo nel calcio. E non ho avuto mai nessun tipo di interesse economico. La storia che raccontava il direttore prima, la prima, quella che ho rinunciato a dei soldi, lui era arrivato in una situazione economica a Frosinone difficilissima. Io dovevo prendere una bella cifra e ho rinunciato ai miei soldi perché mi sentivo di fare un gesto non verso il Frosinone o verso il presidente del Frosinone, con cui ho un buon rapporto, ma era un gesto mio personale nei confronti della persona Angelozzi. E poi la storia dei 2 giocatori è vera, perché erano 2 giocatori che mi dissero che sarebbero andati a Frosinone, quindi mi avevano fatto dare la mia parola al direttore. Quando i 2 giocatori non ci sono più voluti andare a Frosinone, io di fatto ho fatto una brutta figura, anche se non era colpa mia, però poi ho preso questi 2 giocatori e li ho mandati via un secondo dopo, proprio perché ho sempre pensato che nella vita, ma nel calcio ancora di più, proprio perché in noi napoletani ci sono tanti pregiudizi, bisogna crearsi la credibilità, che per me è la carta di credito più importante del mondo. Quindi, visto che mi avevano fatto dare una parola e non mi hanno messo in condizione di mantenerla, li ho mandati via. E Carmine Coppola è stato il primo, no? La prima operazione nel calcio dei professionisti. Carmine, perché ti sei fidato di Mario? Perché ti sei affidato a Mario?
Dov'è e come ti ha convinto? Mario, buonasera a tutti. Mario lo conoscevo da una vita. Mario è leale, ecco. Mario adesso è stato il giocatore che ha fatto la trattativa, la prima sua trattativa, io lo conoscevo da piccolo, eravamo siamo nello stesso paese, quindi quando l'ho visto arrivare mi disse guarda, voglio intraprendere questa carriera, e gli ho detto va bene, e gli ho dato la procura. Quello che posso dire di Mario è che nelle trattative veramente che ami i giocatori alla follia, lui esistono solo i giocatori, non fa interesse esclusivamente dei giocatori. Io con lui sono stato pure vicino all'inizio della carriera da procuratore, e dove in questo istante qua se lo merita. È ovvio che noi napoletani spesso hanno dei pregiudizi su di noi, quando arriviamo all'apice o a certi livelli cercano sempre di inventare le storie. Lui veramente viene dalla strada perché ha sudato tutto quello che c'ha se lo merita. Io sono strafelice, anche se io e Mario siamo stati 2 anni lontani, non ci parlavamo, perché si era attappata la vena a lui e si era attappata la vena a me, quindi non è stato facile. Poi in estate è venuto a Messina e nulla, sono strafelice, ecco, mi ha invitato, sono partito stamattina da Messina e sono venuto qua con felicità, perché quello che ha raggiunto lo merita. Quando vedo il capitano, che adoro, perché sono tifosissimo del Napoli da morire, si merita tutto. Guarda, io vorrei che ancora continuasse ancora a salire sempre di più, ecco, perché io sono strafelice, ogni suo successo è come se una parte appartenesse anche a me, quindi sono orgoglioso e onorato di essergli amico fraterno, perché noi siamo quelli, noi e Mario, quindi sono strafelice, ecco, e basta. E noi siamo contenti di averti qui. Come sono contento, e sono contenti loro, anche se poi riconosco gli sguardi e danno nel farci parlare, Matteo c'ha il sorriso azzurro doppio, azzurro della nazionale, azzurro del Napoli. Prima il presidente diceva no, perché Mario, basta che non mi fai parlare Mario, lui che è l'unico che mi massacra, capito? ma sai che leggendo sempre nel libro, no? C'è una cosa che con te traspare, magari gli altri saranno un po' gelosi, io non dico niente, però un senso di famiglia con te. Ma perché sei il più vecchio della scuderia o perché c'è il capitano che ti guarda? Buonasera a tutti. Ci sta, io con Mario ormai siamo 10 anni che stiamo insieme, in quasi tutti i sensi, no? Che siamo partiti ovviamente da sconosciuti, diciamo, e abbiamo creato sia lui che io questa carriera bellissima. Ovviamente io gli sarò grato per tutto quello che ha fatto per me, anche la mia famiglia la pensa come me, perché da quando è entrato nella nostra vita l'ha cambiata. E penso che dal primo giorno fino ad oggi posso garantirvi che la mia vita, sia a livello sportivo che personale, è migliorata tantissimo e sicuramente merito suo. Quindi io sono onorato di essere qui, sono contentissimo del tuo percorso e, come ho detto prima, sarò grato per tutto quello che hai fatto per me e ti ringrazio per essere apparso nella mia vita, e quindi posso solo garantire che sono contentissimo e che ti voglio bene. C'è nel libro un bel paragrafetto sulla trattativa che ti ha portato dalla Roma al Napoli, il braccio di ferro con Monci per liberarti dalla Roma, con te che volevi il Napoli, e quindi quella è sicuramente da leggere. La sensazione che tu hai avuto nel libro. Allora, io voglio bene tutti allo stesso modo ai miei giocatori, ma lui un pizzico appena allora c'avevo visto no, ma ti spiego perché lui è l'emblema del giocatore che ha dovuto sempre sudare doppiamente tutto, non gli è mai stato riconosciuto subito quello che era il suo valore, quindi basta vedere anche i primi anni a Napoli, era un giocatore criticato, quindi ha sempre dovuto fare il doppio per meritarsi ciò che era. Quindi io è una cosa che non ho mai accettata,
e quindi questa cosa mi ha portato un po' ad avere un po' di sensibilità in più nei suoi confronti, anche se è quello che poi mi fa incazzare più di tutti. Giusto, Presidente? Presidente, queste sono due vene che quando si otturano, perché pure Mario, i due Mario sono particolari. Ora il maestro Maurizio, cioè tu ti ricordi? Siamo tutti quanti a contare i giorni dell'infortunio, quindi devi stare bene prima possibile, per favore, perché Mario è, io credo, e lo dico da tifoso, perché tra tutti questi addetti ai lavori la rappresentanza dei tifosi credo che sia pure utile e serva, no? Perché poi questo è un'altra cosa che si evince da queste parole di tutti, il valore dell'entusiasmo. Chi fa parte di un mondo, ci lavora dentro, eccetera, eccetera, tende a diventare cinico, tende a perdere un po', anche voi giornalisti, no? Alla fine avete un atteggiamento come le abbiamo viste tutte, di assuefazione. Le abbiamo viste tutte, quindi anche questa rientra nelle categorie che abbiamo già visto. Noi no, non abbiamo visto niente e vogliamo vederlo invece. Quindi io credo che i calciatori e i tifosi siano quelli, i calciatori perché sono ragazzi e quindi inseguono un sogno e una strada per arrivarci, ci sono arrivati. Noi invece il sogno ce l'abbiamo di serie, il tifoso vive il sogno, vuole il sogno, ha il sogno e lo vuole realizzare. E quindi calciatori e tifosi sono, diciamo, la parte terminale di questo anello che va a incontrarsi, e Mario è un calciatore che è diventato poi alla fine, secondo un tragitto, e lo diceva benissimo Mario prima, Mario l'altro, un tragitto importante, è arrivato alla fine a essere un pezzo importantissimo del cuore dei tifosi. Cioè i tifosi amano moltissimo Mario Rui, moltissimo, e sperano che torni presto perché a lui si lega l'inizio nuovo di un cammino fondamentale. Dicevamo, proviamo a fare in fretta perché loro non hanno voglia di parlare. Io lo conosco Popolitano, vedi sotto al berretto, non c'è bisogno che parli ormai con Matteo, però dicevo c'è il sorriso dei giorni belli, no? Ieri anche lui con l'Italia, con la nazione. Matteo, va. Matteo, no, siamo autorizzati. Anche Baltani si è rasserenato. Buonasera a tutti. Matteo, io invece per te, leggendo il libro, la sensazione che ho avuto è che tu sei da poco con Mario, però nei momenti in cui dovevi prendere delle decisioni, Mario ha rappresentato un riferimento per te. Questa è la percezione che ho avuto. Se ci racconti il tuo Mario Giuffredi. Sì, no, assolutamente. Penso che Mario è entrato in un momento della mia vita un po' particolare e ha creduto fin da subito in me. È stato 3 giorni a casa mia quando dovevo fare cambio procuratore, quindi quello penso che è stato un'arma in più a suo favore. Poi abbiamo affrontato tante scelte insieme, soprattutto quella l'anno dello scudetto, dove avevamo dei pensieri se rimanere o no per vari motivi, e insieme a Mario comunque che spingeva tantissimo a rimanere perché sapeva che quello poteva essere un anno davvero speciale. A proposito di scudetti, capitano, non te la prendere, però tu cominci ad avere, cioè non è che cominci ad avere un'età, però ce l'avrai tra un po' un'età. Qui ce n'è uno, sai che in tutte le squadre c'è sempre un capitano futuro. C'è Gianluca, c'è Gianluca che mai vorrebbe dire una parola, però scherzando, allora magari il quarto, qui siamo napoletani, un po' di scaramanzia non manca a nessuno, però il quarto lo lasceremmo a te, facciamo pure il quinto. Però da capitano futuro un eventuale sesto Gianluca sarebbe bello. Sarebbe bello. Da napoletano, da chi qui è cresciuto, da chi sente sta maglia addosso, da chi poi con Mario ha trovato facilmente una sintonia, perché poi sì, con Mario era 2 anni che Mario voleva prendermi, no? Se tornassi indietro l'avrei fatto subito questo passaggio. Però io innanzitutto ti faccio i complimenti ed è una persona fantastica, ti dà tutto se stesso.
Io di solito le parole di Gianluca le conto, è già andato oltre, quindi vuol dire che per te ho una venerazione totale. Meglio tardi che mai, e poi magari ci può essere un altro sogno da realizzare che nei prossimi anni, un po' lontani, perché questo è mortale, quindi ce ne vuole. Giovanni dico io glielo auguro, perché insomma da napoletano diventare il capitano della propria squadra è qualcosa di bello sicuramente, quindi gli auguro di diventare. Tanto tu c'è il contratto a vita, qui, quindi la proiezione, considerando la giovane età di Gianluca, è di lunghissima visione. E sai, Maurizio Micheli, buonasera anche a te, ti ringraziamo per essere qui. Responsabile scouting dice l'organigramma, io direi molto di più, ormai sei chiaramente qui da sempre praticamente. E sai che c'è stato un periodo della carriera di Mario, no? In cui faceva il talent scout, no? con i giovani, e c'era un evento che era il Maxi Raduno, che era per una decina d'anni, che era il classico evento che insomma attirava giustamente chi magari cerca e scova giovani promesse. Mario che interlocutore è per te? Che rapporto è? C'è qualcosina? Perché poi quando diciamo ma si tratta, sì, il presidente, poi arriva il presidente, ma c'è tutto, no, direttore? C'è tutta una fase interlocutoria di sguardi, di prime parole, di approcci. Innanzitutto buonasera a tutti. La cosa più importante credo che sia stata detta a proposito dei suoi assistiti. La storia di Mario è la storia del rapporto che ha con i suoi giocatori e il fatto che tra di loro, tra i giocatori rappresentati, ci sia un buon rapporto che si evince in maniera facile, credo che sia anche questo parte di un lavoro importante. Non sono abituato a parlare, per cui appaio poco e parlo poco, però ci tenevo ad esserci per esprimere nel mio piccolo un sentimento di rispetto verso una persona che ha sempre lavorato con grande perseveranza. Quando ha un obiettivo sai che vuole arrivarci, lo sai, e cerchi di fare il massimo per portare a casa un interesse anche tuo. Però questa perseveranza credo che sia la base del rapporto che ha con i suoi giocatori, ma soprattutto che i giocatori suoi hanno tra di loro. Credo che sia una cosa importante che non è facile trovare. Mi fa piacere vederlo a volte, quindi bravo. A volte Mario, a volte. Però parliamo di talent, perché poi c'è stato un talent scout tuo che è Pino Letterio, che è stato da qualche parte. Dove sta? Eccolo qui. Perché Mario mi ha detto poi c'è stato il mio talent scout. Ma io non lo volevo fare sto lavoro. Non lo volevo fare questo lavoro, e invece? Quindi diciamo che lui è stato colui che ha fatto il danno al calcio italiano a farmi fare la gente. Buonasera, mi sentite? Sì. Ma era facile comunque pronosticarlo, perché Mario aveva il sacro fuoco tipico delle persone che sono cresciute per strada, come è successo anche a me, ed era un visionario, perché lui aveva delle idee incredibili. L'ho conosciuto che faceva i raduni a Priverno, ti ricordi? Poi dobbiamo anche raccontare che due talenti, nessuno di tutti quelli invitati degli scout li ha saputi riconoscere, ma questa è un'altra storia, poi la diciamo dopo. Comunque Mario... I nomi non di quelli, diciamo, colti da cecità improvvise, occasionali, i nomi dei calciatori. A questo raduno a Priverno ha partecipato Perin, il portiere. Che male proprio non è? E poi c'era Verratti, nessuno si è accorto che fossero bravi, tutti quanti no, Verratti sì, però deve crescere, quindi insomma è un mea culpa generale. Però Mario aveva... Perdon, Presidente Verratti, lei era di quelli che l'aveva capito prima degli altri, annuisce solo? Tanto ormai è andato in prescrizione, Presidente. Quell'anno sarebbe stato bello con
porre la triade Insigne, Verratti e Immobile, no? Venivano dall'essere stati allenati da Zeman e quindi ci avevamo messo gli occhi sopra, soltanto che poi il procuratore di Verratti giustamente ha detto vado a Parigi e vai a Parigi. A proposito, Presidente, io dimenticavo perché prima notizia di oggi, almeno nei Globe Soccer Awards, lei è candidato al premio di miglior presidente tra i primi 8 al mondo. Non so se era a conoscenza del... No? Ecco. C'è lei, c'è il presidente del City, quello del Barça, c'è Florentino Perez, il suo amico del Real Madrid. Insomma, siete in 8 ed è in buonissima compagnia. Lo è lei e lo sono anche loro. Quindi complimenti per questa candidatura. Pino, perdonami, Verratti, sei responsabile di averlo, diciamo, scoperto e anche del... Mi prendo questo grosso merito perché poi quando vedo le classifiche 15° in tutto il mondo per me è motivo di vanto. Io dico sempre, faccio il procuratore da 30 anni, non sono bravo come Mario purtroppo, però dico che a calcio si gioca con la personalità, quindi la discriminante tra giocare a calcio bene ed essere un giocatore buono e basta è la personalità. E Mario è un campione dei procuratori proprio per questa grandissima personalità che ha e questo amore, questa dedizione verso i calciatori. E in più la cosa che gli riconosco, Mario, ti ringrazio per avermi invitato, per me è un grandissimo onore, è che lui si è portato tutti i suoi amici che all'epoca, quando lui era in difficoltà, quando lui faceva fatica a mettere insieme il primo col secondo, perché purtroppo nel mondo del calcio si fa fatica tante volte anche a incassare i soldi, lui tutti quegli amici fedeli oggi sono i suoi collaboratori più stretti e questa, secondo me, questo è il vero valore aggiunto. Ed è così perché Mario ne ha diversi. Il concetto di famiglia è abbastanza abusato e inflazionato, anche io magari stasera l'ho utilizzata più volte l'espressione, ma nel caso dei collaboratori di Mario è un senso forte che si percepisce. Sono diversi, ma insomma da Luigi Liguori a tutti gli altri, non li cito tutti perché poi davvero magari ne dimentico qualcuno, ma rappresentano per Mario, e lo so, qualcosa di veramente importante. Due cose, poi ci abbiamo davvero alla conclusione, chiedo scusa, siamo stati lunghi, ma veramente il piacere di ascoltarvi tutti. E, diciamo dell'uomo Mario Giuffredi, la fatica di mettere insieme il primo col secondo, perché la vita è fatta di sofferenza, di momenti complicati, di vite che affrontano la quotidianità con disagio. In questo senso Mario, non so neanche se gli fa tanto piacere, però so quanto si spende per esempio per i ragazzi del carcere minorile di Nisida, e qui dovrebbe esserci una rappresentanza col direttore guida che fa da e quindi a loro gli auguri più belli, quelli più belli e più veri. E poi c'è la fondazione di Don Luigi Merola, perché non l'avevamo ancora detto, ma il ricavato intero del libro La strada di un sogno andrà tutto quanto alla fondazione, che è una fondazione che si occupa di ragazzi volgarmente, a volte banalmente detti di strada, ma quantomeno un aiuto, un contributo per far sì affinché insomma possano essere così sottratti al rischio e ai rischi di certe zone, diciamo, complicate. E Mario, che ha un percorso di vita lungo, fatto di tanti momenti, partito da San Giorgio, passato per Sant'Anastasia e poi la Toscana e poi tornato dietro, adesso ad Avellino con la sua splendida famiglia, e quindi di queste difficoltà ne è consapevole, e quindi anche per la fondazione di Don Luigi Merola
è sempre presente. A proposito di famiglia di casa, perché poi la prima casa, che poi io so come funziona, che è un po' così anche per i giornalisti, no? Quando ci sposiamo, che poi le donne diciamo, perché tu c'hai il sogno, la passione, io lo so che sei bravo, arriverai un giorno, però per il momento. E allora arriva il giorno in cui Mario porta a Firenze Francesco Di Tacchio, ragazzo meraviglioso, tra l'altro, centrocampista che conosce bene anche il direttore Fabiani, no? Insieme ci hanno vinto il campionato di B a Salerno, dall'Ascoli alla Fiorentina, operazione economicamente soddisfacente, si può dire, le cifre sono una volgarità, Presidente, quindi limitiamoci al soddisfacente. E poi c'è qualcuno che le deve incassare, se qualcuno le paga, e c'è sempre quello che deve pagare, che un po' traccheggia, prende tempo, magari prova a... E lì Antonelli, Stefano Antonelli, agente, intermedia uomo di calcio, giusto? Stefano, andiamo così. Disse no, il ragazzo ha lavorato e va pagato. E con quei soldi, poi ce lo dice Mario, mettiamo su casa. Stefano, come andò quella volta? Buonasera. Buonasera. E grazie per essere qui. No, grazie a voi e grazie soprattutto a Mario che mi ha invitato. Ho sentito tanti interventi e ognuno di loro ha qualcosa che ha dato a Mario. Ho sentito che Valdifiori è stato il primo giocatore che è arrivato in maglia azzurra. Ho sentito che Coppola è stato la sua prima trattativa. Ho sentito veramente tanto e di più. Credo, Mario, dimmi se sbaglio, di essere stato quello che gli ha preso veramente il primissimo calciatore nella sua vita. Mario mi ha detto: vorrei fare una carriera simile alla tua, ma non uguale alla tua. E sono contento di averlo fatto. Come hai detto te più volte, e come hanno detto anche altri, quando uno arriva al successo, per forza ti arriva dietro uno tsunami di critiche, anche di etichette strane. Mario ha fatto il suo lavoro, è diventato tra i più bravi in Italia perché è bravo lui, non perché c'è tanta retropensiero stranissimo. Ho sentito le parole del presidente De Laurentiis, come lo ha celebrato, ho sentito i ragazzi che rappresenta. Ecco, io l'unica cosa che sono contento veramente è che sono stato il primo, Mario, posso dirlo, il primo in assoluto che ha dato l'input a Mario a fare questo. E Letterio già c'era, quindi sono contento veramente. La storia di Di Tacchio è una storia straordinaria. Di Tacchio non giocava neanche in primavera perché non giocava. Mario un giorno mi dice: ma che lavoro state facendo? E all'epoca l'allenatore era Franco Colomba. In qualche modo l'Ascoli non doveva vincere nulla. Abbiamo fatto fare a questo ragazzo, un bel ragazzone, 9 partite in prima squadra in Serie B. Mario va da Pantaleo Corvino, va a fare un'operazione importante, molto importante. Io mi ricordo, era un'Argentina, mi chiamava ogni 3 minuti per questa storia dei soldi che chi li dà, chi non li dà. Alla fine mi sono, credo che te lo ricordi, mi sono imposto anch'io, perché il lavoro va sempre pagato. Il giusto, ma va sempre pagato. Che poi ci abbia fatto casa o la sua prima casa della vita, sono solo felice. Allora, Di Tacchio è un ragazzo che veniva dalla scuola calcio di Barletta. Stefano, che in quel momento faceva il consente ad Ascoli, lo prende lì ad Ascoli. Nel giro di un annetto fa 10 presenze in via ad Ascoli. Al che io, che credevo molto in questo giocatore, vado da Corvino e gli dico: guarda, lo convinco a prendere Di Tacchio. L'Ascoli, che non aveva un euro ed era in mezzo alla strada, che se non vendeva Di Tacchio forse falliva, lui non c'era, che era all'estero, io chiudo questa trattativa, li chiamo e gli dico: guarda, io ho fatto il giocatore alla Fiorentina, penso di avervi salvato. E avevo un accordo col vecchio presidente dell'Ascoli, facciamo le carte, facciamo tutto. Dico: guarda Stefano, questo vado a parlare col presidente, che questo me lo voleva pagare. E io, che ero abbastanza focoso, la famosa lena, era andata la famosa lena. Ero abbastanza focoso. Stefano, faccio danni, me ne vado, pensaci tu,
perché questo non mi vuole pagare. E devo essere onesto, lui mi ha fatto pagare e con quei soldi ho comprato la mia prima casa, dove poi sono andato a vivere con la mia famiglia quando mi sono sposato. Che bello. Bravo Mario. Allora, stringendo, io vedo un sacco. Presidente. Arrivo. Io volevo dire soltanto grazie a Mario per una semplice così sua caratteristica, che lui è nato a San Giorgio al Cremano ed essendo nato a San Giorgio al Cremano non ha tradito il suo amore per Napoli città, per Napoli condizione umana e per Napoli calcio. C'è molta gente che opera nel settore del calcio che si vergogna, non crede ai successi di 15 anni in Europa, quasi diventa iettatoria a favore di Inter, Juve, Milan, e purtroppo questo a me dispiace, quindi il mio plauso per Mario Giuffredi si decupla proprio perché lui è un sostenitore dei colori azzurri. Io personalmente devo dire sempre eternamente grazie al Presidente perché la mia vita professionale tutta è partita da lì e negli anni, nonostante tante volte abbiamo discusso e continueremo a discutere, Presidente, non è che è finita qua, però io devo veramente dire eternamente grazie. Io posso litigare 100 volte col Presidente, posso dirmi tutte le parole del mondo, ma il rispetto e la gratificazione che io avrò nei confronti della persona De Laurentiis sarà sempre infinita, perché veramente mi ha sempre rispettato. Una cosa che mi allaccia a quello che ha detto il Presidente, che a me dà enormemente fastidio, è una cosa che io non riesco ad accettare, è più forte di me. Il fatto che i giocatori in generale vedono Napoli come un punto transitorio, un punto di passaggio, ma non un punto di arrivo, a me è una cosa che mi infastidisce tanto, che non permetterò mai a nessuno, perché noi siamo il club più bello al mondo per tantissimi punti di vista. Veramente i giocatori dovrebbero correre quando il Napoli chiama, perché poi tanti di voi non conoscete il Napoli come club. Il Napoli come club è un club organizzatissimo sotto tutti i punti di vista, è uno dei pochi club che paga puntuale, gli altri per farti pagare devi penare. È un club che cura l'aspetto legale come nessuno, sono avanti sotto tanti punti di vista, ma la cosa che a me dà più fastidio è che i giocatori vedono Napoli come un punto di passaggio, ed è una cosa che io personalmente non permetterò mai a nessuno, anche perché questo è un club che, penso, nell'era De Laurentiis, da dove siamo partiti, ha fatto tantissimo, quindi io credo che i giocatori in primis, quelli che già ci sono sicuramente lo fanno, devono rispettare sempre il club, perché è uno dei club più prestigiosi al mondo. Chiudiamo davvero. Qualche ulteriore ringraziamento e un saluto a Peppe Santoro, al mister Ezzolino Capuano, a Marco Sommella che era qui, qualche altro magari me lo son perso, ma veramente grazie, il piacere di avervi tutti quanti qui. C'è l'assessore allo sport, la signora Ferrante, in rappresentanza delle istituzioni, del governo cittadino, che con il Calcio Napoli ha aperto a Mario le porte di questa sala meravigliosa. Qui c'era stata la nazionale Press, giusto? La nazionale Real Madrid e Mario Giuffredi. Mi pare un tridente serio. Mi pare un tridente serio. Volevo ripetere i ringraziamenti alla dottoressa Ferrante, che
di averci dato accesso allo stadio e di aver consentito anche loro come Comune di Napoli a questa presentazione del mio libro. Quindi un grazie di cuore. Mi piacerebbe, prima raccontavamo di quanto Mario si spenda, no? per cause importanti che a tutti quanti noi, alla città di Napoli, a voi come governo della città, stanno a cuore. Quanto è importante che lo sport faccia sempre qualcosa di più, con la sua funzione sociale, educativa, ma anche diciamo assistenziale, di solidarietà. Assolutamente il nostro obiettivo. Il Napoli ha fatto tanto, ecco, in questa direzione. Io ringrazio davvero la squadra, la società e tutti quelli che hanno lavorato per portare Napoli ai risultati che conosciamo, che sono stati, ecco, anche non solo come amministrazione ma anche io come Maurizio da tifosa, ci hanno dato delle gioie davvero ormai, insomma, insperate. Conoscere la realtà di Mario Giuffredi oggi in modo così approfondito mi fa aumentare ancora di più davvero la stima e la riconoscenza per avere portato a Napoli dei campioni come loro, che sono davvero il simbolo di quello che il Napoli è stato fino allo scorso anno, che ha vinto finalmente il terzo scudetto, di quello che sta costruendo adesso insieme al nostro presidente. Quindi davvero è conoscere, ecco, l'umanità, la realtà di un napoletano che sogna, come un po' sognavamo tutti quanti noi, di poter finalmente entrare in questo mondo e fare qualcosa per questo grande sogno. È per me sicuramente un onore, quindi ti ringrazio come napoletana, ti ringrazio come amministrazione comunale. Lo stadio non è nostro ma è di tutti i napoletani, del presidente che ci porta la nostra grande squadra a vederla giocare nel modo in cui la vediamo, e sicuramente lavoreremo e stiamo lavorando sempre insieme per fare di questo stadio, insomma, uno stadio sicuramente migliore, sicuramente più accessibile, uno stadio da Europa. Grazie a tutti. Per chi volesse la possibilità di mangiare qualcosa, e per i colleghi giornalisti invece c'è una mixed zone con i tanti intervenuti che, insomma, vorranno concedersi. Grazie a tutti, grazie, buonasera.